Guarda qua, che spettacolo, raga. Ho visto un vero impasto, come nasce e come si fa, dai maestri pizzaioli napoletani. Questo è un mestiere che non puoi mai dire che sia arrivato al fine, c'è sempre da imparare. Ogni giorno esce sempre qualcosa di nuovo e dalla vecchia ricetta alla nuova ricetta abbiamo fatto una fusione e abbiamo fatto uscire questa pizza da Cicillo. Senti proprio quelle modifiche che sono state fatte negli anni e nel tempo e da assaggiare perché è buonissima, raga. Non è perché è la mia pizza, perché la pizza è soggettiva. Comunque uno dei prodotti sul mercato è buonissima. E tu prendi una pizza, tieni 24 ore, 48 ore, vedi che è ancora più digeribile perché i lieviti riescono a mangiare tutti gli zuccheri della farina. Usando una 00 è molto più piena di zucchero di una 0. Bisogna rispettare delle regole, bisogna farla fermentare, aspettare che lievita, bisogna aspettare le 6 ore, non bisogna prendere prima o tirarla dopo fuori. Stiamo idratando il nostro impasto, stiamo mettendo idratazione dell'impasto, aria, idratazione, gas e aria, vedi? Il concetto di pizza napoletana è semplice, la pizza è mangiata il popolo, ci vogliono delle buone farine, dipende dall'impasto che uno fare un diretto, un fermento, una biga, un polish, dipende uno come le vuole utilizzare.